Sono tanti, giovanissimi e agiscono senza temere le conseguenze. Sabato, nel tardo pomeriggio, circa una sessantina di ragazzini hanno scatenato il finimondo nella zona dei ristoranti al primo piano del centro commerciale Nave de Vero a Marghera. Per motivi che i carabinieri stanno cercando di chiarire, hanno iniziato a darsele di santa ragione. Subito è intervenuto il servizio di sicurezza in attesa dell'arrivo dei carabinieri, giunti poco dopo con 6 auto, pattuglie della polizia a supporto e anche i militari dell'operazione Strade Sicure. Nel frattempo, però, i ragazzi si erano dileguati, fuggendo per le scale esterne antincendio. Chi lavora nei locali della ristorazione della galleria è abituato a vederli ogni weekend, anche se, racconta qualcuno, era da tempo che non si verificavano problemi come questo. Ma non è l'unico episodio avvenuto a Marghera. Dopo il raid prima dello scorso Natale ad opera di ragazzi tra i 14 e i 16 anni, altri minorenni sarebbero entrati nelle sale dell'ex multisala, riuscendo a distruggere una vetrata antisfondamento al piano terra, entrando negli altri locali e forzando le porte. Intanto a Mestre domenica sera tra via Gozzi e via Leardi un altro gruppo di minorenni si è reso protagonista di una rissa. I residenti sono usciti dalle finestre delle loro abitazioni e si sono affacciati per vedere che cosa stesse accadendo. Hanno visto un nutrito gruppo di persone che correvano in strada e si prendevano a calci, pugni e spintoni. Quando le forze dell'ordine sono giunte sul posto si erano già dileguati.